Abbiamo davvero temuto il peggio durante questa stagione, perlomeno fino a dicembre. Oggi, anzi da ieri sera, ufficialmente il Cagliari è in Serie A. Dopo un anno di purgatorio, il Cagliari di Ranieri è riuscito a conquistare la promozione nella massima serie. Ne parliamo stasera in compagnia di Gianluca Locci, ovviamente amico. Ciao Fabri, buon pomeriggio, buonasera, ben ritrovati. Col quale condividiamo 45esimo minuto la sua idea e conduce, che questa stagione mi ha visto coinvolto nelle pagine di Effetto Serra e durante gli intervalli delle partite del Cagliari fino a ieri, fino alla ultima partita ufficiale di questa stagione 2022-2023. Lo so, i giornalisti non dovrebbero essere così smaccatamente di parte, però ragazzi oggi ci voleva, anche perché in questo momento, mentre vi stiamo parlando, alla Unipol Domus c'è la premiazione ufficiale della squadra per la vittoria in questi playoff. Gianluca, ci siamo lasciati ieri all'intervallo di Bari-Cagliari 0-0, tante occasioni nel primo tempo, ne ho contate almeno 3, se non 4, esatto, dei rossoblù, con 3 miracoli di Caprile più un incrocio autocolpito da Maita, con delle prospettive che potevano essere importanti, diciamo così, ma non ci saremmo mai e poi mai aspettata una conclusione così. esattamente, però devi ricordarti che il buon Marco è stato un buon profeta durante il 45esimo, il nostro amico Marco Loporto, che disse esattamente: io so come va a finire, non vi dico come va a finire perché mi è stato detto da una persona. Vabbè, a parte le battute, tutto quanto, emozione pura, 95esimo, 94esimo, ti dico, non ci speravo più, infatti come è entrata quella palla quel pallone di Pavoletti in tackle, sinceramente ho urlato dalla gioia e tutto quanto perché non ci credevo. Poi scusate anche per la voce, ma i festeggiamenti sono stati fatti anche qui a Oristano, come in tutto il resto della Sardegna, come a Cagliari, quindi fino a tarda notte. Ciao Dino, un abbraccio grande, sempre forza Cagliari. Sì, una bella soddisfazione. Poi molto commovente, mi sono commosso anche in diretta quando ho visto le lacrime di Ranieri al fischio finale. Insomma, ti posso anche dire che quando sono tornato intorno a mezzanotte e mezza, non ho, ecco Marco che scrive la mia amica ha avuto ragione, ecco, ne stavamo proprio parlando. Non ti nego i 6 numeri del Superenalotto, così li giochiamo. esatto. La prossima volta sbanchiamo. Niente, ti dico, io ho dormito pochissimo, forse effetto adrenalina, ho fatto 2 ore di sonno, niente, sono messo a giocare, come si dice in toscano, spippolare col telefonino fino alle 3 e mezza, perché non ci credevo, mi sono rivisto immagini dal sito del Cagliari, dirette, controdirette, Sky, tutto quanto, qualsiasi parte pur di vedere qualcosa. Pensavo anche che ci fosse veramente anche la premiazione ieri sera, invece poi ho scoperto che c'era no. Io parto dalla fine, poi parlo di Ranieri, che ovviamente merita un capitolo a parte, perché Ranieri, ve lo dico ovviamente in forma ufficiosa, si parla già della cittadinanza onoraria a Cagliari, e quindi secondo me è un premio che avrebbe dovuto ricevere già tempo fa, ma con questa perla, con questa promozione, secondo me è la ciliegina sulla torta per un uomo
prima ancora che un professionista conosciuto, stimato, rispettato, e le lacrime sia durante la partita col Parma, sia durante la partita di ieri contro il Bayern, quanto l'allenatore di Testaccio tenga il Cagliari, si senta di fatto, pur tifando la Roma, perché non l'ha mai nascosto, lui romano de Roma, sì. e devo essere sincero, mi ha emozionato anche a me, perché comunque è un uomo di 71 anni, apprezzalia, lezioni di sport anche ieri in occasione della vittoria, però ha la grinta di un ragazzino e posso dire ieri è stato il capolavoro tattico di Claudio Ranieri. Abbiamo Sì. detto anche all'intervallo, giovani, ma di comunque temperamento, perché a destra abbiamo visto la coppia di Pardo Zappa, a sinistra abbiamo visto Azzi e Lella, che tutto è fuorché un cursore di sinistra, che hanno tenuto botta. Quando poi si è sollevata l'asticella, perché dovevi comunque segnare a tutti i costi, allora è entrata l'artiglieria pesante, ovvero Mancosu, ovvero Pavoletti, cioè giocatori Viola, gente che ha esperienza e che in quei minuti concitati poteva fare la differenza. Così è stato, magari non sarà stato quello che voleva o che pensava Ranieri, ma è stato secondo me proprio la chiusura di un romanzo importante. Al di là dei Se ben ti ricordi, sentimenti, Fabri, perdonami, se ben ti ricordi al 45esimo abbiamo commentato anche la formazione iniziale, un po' inedita, con le sì, assenze di Nandez, assolutamente. di Mancoso, che poi è entrato alla fine, e quindi ha fatto, tra virgolette, artiglieria, più con l'ingresso di Pavoletti e tutto quanto. Da una parte l'abbiamo criticato, però io mi metto una museruola, come si dice in gergo, mi rimangio tutte quelle cose che sono state dette forse nel 45esimo, dove l'abbiamo un po' criticato, tra virgolette, per le scelte. Infatti abbiamo detto, lui è l'allenatore, ha deciso lui, evidentemente saprà come mettere i Anche giocatori in campo, perché, e così è parliamoci stato. chiaramente, il Cagliari non prendeva gol, cioè non, scusate, perdeva da aprile, cioè siamo a giugno inoltrato, abbiamo fatto partite su partite, le ultime 4 vittorie di fila in campionato, più nei playoff 3 vittorie e 2 pareggi, cioè ragazzi, cosa vogliamo dire di Praticamente più a questa squadra? l'ultima sconfitta, se non ricordo male, è Parma-Cagliari regular season, quindi Il 2-1 Parma, certo che ci è costato il quarto posto, ma benissimo tra l'altro come è andata. Cosa vogliamo dire di più? A un gruppo, una squadra che, ricordiamoci, che a dicembre, quindi non 1000 anni fa, ma appena 6 mesi fa, era era al quindicesimo. 14° posto in classifica, a 3 punti dall'out. Sì, questa squadra ha avuto una guida e si è compattata, perché, parliamoci chiaro, Ranieri ha grandi meriti, l'abbiamo detto. Soprattutto un termine mi ha colpito molto in queste settimane che i giocatori hanno usato, ha fatto diventare una famiglia, che sembra un modo di dire, perché tutti parlano di gruppo, ecco, famiglia è molto più di gruppo, perché implica la fiducia l'uno nell'altro, la fiducia indiscriminata, l'aiutarsi reciprocamente, e questo non sempre avviene in un gruppo. Certo è che appunto Ranieri ci ha messo molto del suo, anche perché non ha reso famiglia solo la squadra, è riuscito a compattare tutto l'ambiente, ad iniziare dai tifosi riavvicinati allo stadio, ad iniziare a cominciare con la stampa, a proseguire con la stampa, che prima criticava pesantemente, e direi anche il presidente stesso, che in questo periodo, in questi mesi, ha avuto l'accortezza di non esporsi e soprattutto di rimanere in zio, lasciando la scena, la responsabilità a Claudio Ranieri, e che ha avuto anche il merito di unire anche, posso dire, la politica locale, perché sappiamo benissimo quanto può essere importante anche e soprattutto adesso in vista della questione stadio. Ecco, Ranieri è Esatto. stato oltre il semplice allenatore, ecco, questo è molto importante. Gianluca, però, detto di Bari, io devo essere sincero, sono stato forse anche fin troppo cattivo. Io, più che ascoltare, guardare, vedere i video pro Cagliari, sono a leggermi le pagine del Bari, i quotidiani baresi, perché nell'ultimo periodo, negli ultimi giorni, leggevo anche i miei colleghi solo elogi del Bari, che per carità ci sono e ci saranno sempre, perché è un'ottima squadra, però come se fosse già promossa. Ecco, credo che forse il peccato più importante, originale del Bari, è stato aver pensato di aver già conquistato là, cioè non è che paradossalmente il pareggio di Cagliari li ha resi più deboli, Cagliari più leggero?
Credo proprio di sì, sia arrivato proprio alla nocciolo della questione. Anche i telecronisti di una pay TV, che non faccio un nome per correttezza, proprio a pochi minuti dalla fine hanno detto mancano 5 minuti al sogno del Bari per arrivare in Serie A più recupero. Sinceramente, da tifoso non mi è piaciuto, da tifoso del Cagliari. Io dico, se devi fare il telecronista, devi fare il telecronista neutrale e non parlare della squadra di casa come tra virgolette, il Bari, in questo caso come quella favorita, già in Serie A solo perché a Cagliari ha pareggiato, ha fatto vedere, tra virgolette, i soci verdi a Radunovic, che ci ha salvato la pelle, oppure ha fatto un bellissimo campionato di Serie B, è arrivato terzo, nessuno lo nega, però il pallone è rotondo, io dico che forse una giustizia divina a questo punto c'è stata e sono stati puniti. Dico, io la penso così, può essere brutale, ma secondo me sono stati puniti giornali, giornalisti, sia delle pay TV, No, io sia... intendevo, ovviamente loro non scendono in campo, chi scende in campo, infatti ho sempre detto, anche 150 sugli spalti, ma si gioca 11 contro 11. E io credo Esattamente. che, è vero che Ranieri l'ha vinta, ma secondo me anche Mignani l'ha persa, perché sinceramente io mi sarei aspettato, certo è stato sfortunato, Sater ha fatto 10 minuti, di Cesare che forse è il miglior colpitore di testa è uscito ed è entrato il sostituto che è quello che non ha marcato Pavoletti, aveva in panchina gente come Bot, cioè avrebbe potuto anche fare Bellomo che comunque è uno che corre molto, oltre ad essere barese puro sangue, e non lo so se Mignani ha giocato per primo non prenderle, forse anche lì un po' diciamo, se l'è cercata e l'ha trovata Diciamo ovviamente. che, come abbiamo anche, come ha detto anche nel 45esimo, poteva starci il pareggio e quindi lui credeva sul pareggio, ma la gioco, sto sullo 0-0, così tanto siamo qualificati. Poi tra parentesi questa cosa, la miglior classificata in caso di pareggio tra andata e ritorno nelle complessivi 180 minuti saliva nella massima serie, mi sembra proprio una brutta Ma cosa. Io avrei fatto... io devo essere sincero, io sono d'accordo su questo, nel senso che comunque se tu hai condotto una stagione prima, tra noi e il Bari c'erano 5 punti, non erano pochi, Sì, sì, però sì, ma magari avrei dai. fatto, che ne so, i supplementari, anche senza rigori, non la chiusura al 90esimo. Però queste sono le regole, la Lega, e non possiamo tornarci indietro. Tanto vedo che No, ma anche dico, ma Omnibus sarebbe stato ci forse ha più salutato, anche a vedo gara secca, Ciccio. Fabri, in campo neutro, perdonami. Sì. Forse sarebbe stato Beh, più no, a quel punto non spettacolare. avrebbe avuto senso fare, no, ma non avrebbe avuto fare, dare un vantaggio a chi faceva i playoff da posizione meglio classificata. Anzi, dobbiamo ringraziare che ci sono i playoff, altrimenti noi sarebbe salito al Bari direttamente, non avremmo fatto neanche i Anche playoff, quello è no? Una vero. volta salivano direttamente le migliori 3 o le migliori 4, quindi proprio. Tanto Omnibus dice, Oppure siamo tornati dove c'era anche la meritiamo. possibilità, ricordiamo del regolamento a fine della regular season Serie B, c'è il distacco tra più di 14 punti tra la terza e la quarta, Sì, cioè. saliva la terza direttamente. Questo non è avvenuto e quindi Anche si Angelo, sono svolti anche tranquillamente i Angelo, ciao playoff. ragazzi che avevo scritto a 45esimo. Che poi, Gianluca, la cosa che più mi piace di quella vicenda è che tutti, chi più chi meno, in questa stagione, perlomeno da quando è arrivato Claudio Ranieri, hanno avuto il loro momento di gloria. Cioè, ora, una volta Curfalidis, una volta Lella, l'altra volta Obert, poi Pavoletti, poi la Padula, molte volte la Padula, Dossena, Radunovic con il Bari all'andata, cioè ci sono state a rotazione prestazioni super e hanno avuto tutti il loro momento di gloria. Credo che questo sia molto importante proprio per il discorso che dicevamo prima del gruppo, cioè che tutti alla stessa maniera, come ha sempre detto Ranieri, possono essere determinanti, sia che giochino dall'inizio, sia che entrino nella ripresa. Ecco, questo secondo me è una delle vittorie, Hai detto delle bene. chiavi di volta della vittoria. Hai detto bene, protagonisti tutti quanti, sia i titolari, ma soprattutto anche i panchinari. E l'ha detto anche Ranieri quando arrivò a dicembre. Disse l'apporto di un panchinaro è molto importante e si è visto ieri con l'entrata di Pavoletti, è entrata all'88esimo. Io ho detto
non ci speravo più veramente, però è arrivata questa No, io magia sì, io l'ho scritto in un post il giorno dopo la gara d'andata. Io ci credo, ci credevo, perché comunque questa squadra ha dimostrato nelle difficoltà di sapersi risollevare e avevo molta fiducia, devo essere sincero, più in Ranieri che la squadra. E poi infatti mi ha dato ragione. E aggiungo un'altra cosa, obiettivamente, se noi guardiamo ai valori tecnici della Rosa in campo, io ti dico, di tutte forse il Parma è quella che più aveva qualità, però in un campionato, in un mini torneo secco come i playoff, dove non ci sono regole prestabilite, cioè non ci sono gli equilibri, dove tutto viene deciso in quei minuti e soprattutto dove la forma fisica è importante in quel momento. Cioè, ricordiamoci che il Cagliari, Ranieri ha lavorato per arrivare ai playoff nel miglior dei modi e abbiamo avuto degli infortuni importanti. Nandez, ad esempio, pezzo da 90, non ha giocato ieri, esatto. ma lo stesso Hogg non ha giocato. Mancoso ha fatto una stagione intermittenza. Pavoletti è passato più per l'infermeria che per il campo. Cioè, ne abbiamo avuto noi di sfortune. Capradossi e Millico hanno finito la stagione da qualche mese. Cioè, ragazzi, il Bari aveva 27 giocatori in rosa, dai quali pescare e farli giocare. Il Cagliari aveva 23 giocatori in rosa. Abbiamo i due portieri e qualche altro primavera, ne aveva intorno ai 16-17. Cioè, stiamo parlando comunque della bellezza di 10 giocatori in meno in un torneo, mini torneo, così, con così breve tempo. È certo che fa la differenza. Ma il Cagliari questo gap è riuscito ad azzerarlo, grazie a Obert, che ha fatto una prestazione sontuosa, Dossena, Di Par, che è rispolverato all'ultimo momento. E in questo caso prendo esempio dal post di Alessandro Sandro, che dice siamo alle mani, perché dice godiamoci la festa. Però ragazzi, noi siamo stati, oggi è 12 giugno, bisogna già programmare la Serie A, perché ricordiamoci che la Serie A inizia il 20 di agosto, quindi prima la Coppa 2 Italia, mesi. quindi già i primi di agosto, quindi abbiamo un mese e mezzo. Bisogna consegnare a Ranieri, anche questo è un aspetto importante, Ranieri resta. Rodè aveva un contratto di 6 mesi, più rinnovo automatico per 2 anni. Ranieri ha già fatto sapere che resterà. È ovvio che questa squadra, al momento così com'è, secondo il sottoscritto ovviamente, non è adatta ad affrontare un intero campionato di Serie A. Voi perché quelli Condivido. più over, i più grandi, hanno un anno in più, i Mancosu, i Nandez, i Lapadula, i Pavoletti, vanno già, sono 32, 33, 35, un anno in più, ma soprattutto ci sono io l'ho scritto anche, delle lacune, manca un vero regista, manca magari un cambio di terzino destro, perché Zappa e Di Pardo magari non sono così affidabili per tutte le 38 partite di Serie A, manca un ricambio per Azzi, manca un attaccante, perché il solo La Padula non si può pensare che anche il prossimo anno in Serie A La Padula faccia 26 reti, è evidente che ci vuole qualcun altro. Insomma, Gianluca, credo che bisogna fare un bel Sì, sì, restyling. un bel restyling, soprattutto anche lì davanti, dal centrocampo in avanti, penso, perché poi non dimentichiamoci che Ranieri è riuscito a valorizzare ulteriormente ragazzi della primavera che quest'anno hanno fatto il primo campionato da professionisti come Curfalidis, Nunzio Lella, lo stesso Luvumbo che fino all'anno scorso era praticamente in primavera. Sono state scelte azzeccate a farli crescere in questa maniera in Serie B. Credo che potrebbero fare bene con Ranieri questi ragazzi, però giustamente ci vuole gente d'esperienza, gente di categoria in Serie A, assolutamente. E soprattutto lì davanti e a centrocampo forse, come hai detto tu, veramente non proprio mandare via chi ci ha portato in A, quindi la Padula, Pavoletti, eccetera, eccetera, Mancosu, ma una sorta forse di semi-ricambio generazionale, secondo me. Oppure i cosiddetti cambi per loro Io ti stessi. dico, Vai, vai, Fabri. guarda, io ti dico, a me piacciono molto due giocatori, cioè Prati e Celia della spalla, un terzino sinistro
e il centrocampista, che sono buoni, hanno 20 anni, addirittura uno di questi ha fatto anche il mondiale under 20, adesso che anche se ha perso, comunque è un ottimo giocatore. Credo che comunque questa squadra abbia bisogno davvero di una bella restyling. Intanto Francesco ci scrive, diciamo tutta da rifare il 70% dei giocatori, molti ex calciatori rotti via da subito, non si può più sbagliare, da lassù il mio amico e concittadino Camille Longo, che insomma ricordiamo tutti, il direttore sportivo del Cagliari, proprio del primo triennio di Ranieri, applaude Camille Longo ed il Cagliari, importante, certo Francesco lo salutiamo. E dicevo un altro aspetto importante, il Cagliari, credo che da questo punto di vista, il Cagliari società intendo, dovrà mettere tutta la fiducia, visto quello che ha dimostrato Ranieri, nella organizzazione della rosa del prossimo anno, perché ovviamente, come dicevamo prima, Ranieri è entrato in corsa, si è ritrovato con una rosa pronta, che non era quella scelta da lui, in Serie A. Non oso immaginare se Ranieri dovesse, speriamo, mettere mano al mercato proprio come un manager inglese, che cosa potrebbe fare. Se fanno alcuni nomi, quelli che sta circolando di più, perché deve essere, è quello di Manolo Gabbiadini come attaccante, anche se io devo essere sincero, a me non fa impazzire, però comunque è un buon giocatore. È innegabile che questa squadra manchi la rapidità, manca il giocatore che salta l'uomo. Noi quest'anno non ne abbiamo avuto tanti, se togliamo Luvumbo, qualche volta Nandez, credo che questa squadra molto sulla, a parte la qualità del campo, un po' sulla rapidità. Gianluca, tu cosa pensi dal punto di vista del mercato? Sarà come sempre la società fa il mercato o chiederà il parere a Claudio Ranieri? Assolutamente sì, chiederà il parere di mister Ranieri come l'ha chiesto per il mercato di riparazione, tra virgolette, quello di dicembre, natalizio, anche se non è che sia stato accontentato più di tanto in quel mercato. No, non è stato Sono proprio arrivati due accontentato. giocatori. No, cosa, Fabri? Scusami. Azzi è stata una richiesta di Azzi, Ranieri, sì, ma Prelez sono è arrivati. stato un ripiego. Prelez è stato un Esatto, stavo ripiego arrivando a perché non quello. c'erano altri attaccanti. Esatto. Siamo arrivati all'ultimo secondo a prenderlo perché appunto non è stato, hai detto bene, un ripiego perché non abbiamo trovato nessuna punta in alternativa. Però giustamente era un nome che Ranieri conosceva perché aveva già allenato alla Sampdoria. Però Quindi parliamoci chiaro, presumo che. anche a livello di mercato, col seno di poi, come Raja Nainggolan e come Colley, alla fine non siamo serviti. No, assolutamente. Vedasi la SPAL. Anzi, se fosse stato Colley, forse Dossena non sarebbe, mi permetto di aggiungere. Comunque ieri è stata la vittoria di Ranieri e soprattutto dalle motivazioni, sì, è quello che stavamo dicendo, infatti, Assolutamente. perfettamente d'accordo con quello che hai Eroici detto. 120, 140 tifosi al San Vedi, c'è un Nicola, commento che mi piace i moltissimo, 4.500 alla Fabri, fiera. perdonami, evitare puntini gli scarti degli altri. Gli scarti degli Sacrosanta altri. verità, ragazzi, Allora, sacrosanta verità. su questo, allora, io credo, ripeto, che Ranieri abbia sufficiente esperienza per valutare la qualità di un giocatore. Detto questo, guardiamo a chi è sceso in Serie B, ovvero Sampdoria, Spezia che ha perso lo spareggio con il Verona e la Cremonese. Secondo me qualche giocatore buono c'è, qualche giocatore dalla Serie B, vedo che Sandro è d'accordo con me, ad esempio Foloruscio, a me piace come potrebbe tranquillamente stare bene in una squadra di Serie A. Ma io devo essere sincero, io ho giocatori anche della Cremonese, mi piace molto Okereke ad esempio, ma vi ho fatto un esempio, attenzione. Francesco parla del blocco di Leicester, ricordiamoci È retrocesso dalla Premier. l'attaccante inglese della nazionale. Io non credo che Vardy, ad esempio, mi sembra che aveva 33-34 anni, siamo al punto di partenza.
Se vuoi dare un taglio nuovo, devi prendere giocatori da 25, 26, 20, cioè maturi al punto giusto, non troppo giovani, perché sennò le scommesse rischiano di essere troppe, ma neanche tutti stagionati, perché altrimenti torniamo al discorso della forma fisica. E aggiungo, Ranieri ha dovuto fare i conti con tanti infortuni, più o meno gravi, perché secondo me per la preparazione precampionato fatta ad Assemini piuttosto che in altura, e poi Bravo. per il semplice motivo che questa squadra comunque si è composta volta per volta, nel senso che i giocatori che ha allenato Liverani in ritiro non sono gli stessi o comunque si sono aggiunti durante la fase precampionato. Quindi non tutti hanno fatto la preparazione a pieno, basti pensare a Mosu che è arrivato negli ultimi giorni del calciomercato. Francesco parla di Vardi, ma Vardi è inglese e i giocatori inglesi che si sono affermati in Europa sono davvero pochi. Io non so quanto si potrebbe scommettere su un giocatore inglese. Tu cosa ne pensi? Non conosco il campionato inglese, Fabio, ti dico la verità, quindi non posso esprimermi su questa cosa, No, un su giocatore questo che posto di me. sicuramente attacca la profondità, è un giocatore che comunque attacca la profondità, che è veloce, ma è, secondo me, un'altra prima punta. All'Eister Ranieri giocava con Vardi prima punta e, e Marez sulla tre quarti. Io non ci punterei, ecco, ripeto, io credo che abbia bisogno, se gioca la Padula titolare, di una seconda punta rapida che ritorna, come ha fatto Luvumbo, ma un po' più maturo, perché secondo me Luvumbo in Serie A dovrà dimostrare il suo valore, le sue conferme, ma dovrà limare molti difetti che ne hanno caratterizzato questa stagione. Intanto chiedo scusa se io ascolto, però con gli occhi sto guardando la premiazione del Cagliari alla Unipol Senti, Domus, com'è? quindi C'è molta gente da Unipol Dume. diciamo io vedo solamente i giocatori che sono inquadrati e hanno messo il piedistallo, praticamente Allora, eh, Blist e Jordan sono degli esempi, ma potrei farti l'esempio di Rush, di Ian Rush, potremmo fare gli esempi di Gascoigne, un po' David Platt, cioè non sono stati giocatori che hanno fatto proprio la storia di alcuni campionati, Des Walker, veramente ci sono stati tanti i giocatori inglesi, ma veramente no. Allora, no, Zola, io rispondo ovviamente a Francesco Longobardi, di Zola sì, Tammy Abraham ha completamente finito la stagione, se ne parla già nel 2024 addirittura del rientro, quindi si parla di Nzola, si parla di Gabbiadini, come ho detto, De Frel non credo che il Sassuolo mandi via, così come per Sanseglieri qualche anno fa loro rifiutarono di venire, quindi non credo, anche perché comunque parliamo sempre di cifre importanti di ingaggio, perché possiamo fare discorsi che voglio, Cagliari comunque non deve fare gli errori del passato, dove venivano pagati i giocatori in maniera cara e magari facevano 2 partite in una stagione, quindi non è il esatto. caso, penso ad Asamoah, per fare un esempio, no? Oppure li abbiamo valorizzati e poi sono andati altrove, penso ad esempio al giocatore della Fiorentina, a Duncan, no? Per intenderci, che quest'anno Oppure comunque ha anche lo stesso giocato da viola. Sottil, Fabri, eh. Lo stesso Sottini per quanto, certo. Quindi credo che il Cagliari, se deve costruire sulla base di giocatori che però facciano parte di un progetto. Se ne parla tanto, è inutile continuare a fare progetti che rimangono fermi all'anno. Se abbiamo la fortuna, e così è, di tenere Ranieri per un biennio, bisogna fare un discorso legato ai 2 anni, cioè costruire una squadra per sicuramente salvarci, strizzando l'occhio alla parte sinistra della classifica, perché ripeto, Ranieri ha talmente Poi quello che esperienza, arriva in secondo me. più, no, dicevo, poi quello che arriva in più ce lo prendiamo, Fabri, non è che Assolutamente. è un po' No, come il per discorso esempio, che, allora, no, io non no, sono volevo dire, d'accordo. Su Cerri non sono d'accordo. Sì, Cerri potrebbe essere motivato io da su, Ranieri, ma io non credo no, io non che sono Cerri d'accordo. ritorni a Cagliari, Io, ragazzi. perché si è lasciato, non credo, oltre che io non lo No, reputo un no, no, sono giocatore d'accordo con te, da ma è Serie A. come E invece vi do sai, un'altra notizia, Di vi do un'altra Pardo notizia e di mercato. due giocatori Dimmi, del parla, dimmi, vai. Cagliari, Di Pardo sono già tutti giocatori a tutti gli effetti del Cagliari.
L'ho letto oggi, Di Pardo in sono stati prestito, no, Di Pardo in prestito, non è del Cagliari. no, ma c'era il riscatto, c'era Di Pardo e un altro giocatore che a tutti gli effetti del Cagliari, c'era Però l'obbligo di Gianluca, non riscatto è forse. detto che venga riscattato, non è detto che venga riscattato perché Raul Bellanova rientrerà a Cagliari. Terminato il prestito con l'Inter, l'Inter ha fatto sapere che non lo riscatterà. Quindi, secondo me, con Ranieri potrebbe essere un bel acquisto. Speriamo. Nel A frattempo qui proposito di gente rapida, a No, volevo proposito un di po' gente raccontare quello rapida, che sta succedendo. Fabri, perdonami, qui alla Unipol Domus c'è il sindaco di Cagliari che sta premiando, sta mettendo le medaglie ai giocatori del Cagliari come terzi classificati. Adesso allora sta diciamo, arrivando Pavoletti allora, col figlio, e quindi presenta le casini, un po' di persone, tutto quanto. Stanno proprio allora, aspettando Pavoletti per sollevare il io mini leggo trofeo io della leggo Nexus Cup Leggo intanto della il Serie pensiero B. di Francesco che dice preoccupato che Napoli, Juve, Inter, Milan scarti. Beh, la Juve sicuramente dovrà sfoltire un po' la rosa. Inter e Milan va bene, ma è normale se vogliamo, dipende che obiettivi Io ho paura più abbiamo. dall'Inter che dalle altre squadre, ragazzi, visto le Suggerisce precedenti. Capaldo, centrocampista del Salisburgo, che non è male. Bellanova, ottimo rientro. Io sono convinto che se resta a Cagliari Se così potrebbe essere fosse, un bel veramente acquisto, sarebbe un considerato ottimo Ranieri un acquisto, maestro. Fabri. Sì, ma io sono certo che l'Inter non lo riscatta, l'ha già comunicato, quindi rientra a Cagliari. Poi bisogna vedere se Ranieri lo valuterà, diciamo così, positivamente per tenerlo in squadra, oppure emergenze di bilancio, magari dovrà essere ceduto. Anche se dico la verità, vista l'età e visto comunque un campionato in chiaroscuro con l'Inter, anche se ha giocato la finale di Champions, io sinceramente un pensierino a tenerlo lo farei, ovviamente. Fabri, Va di bene. Pereiro, c'è anche Pereiro che dovrebbe rientrare dal Peñarol No, anche, eh? no, non credo, non credo. Stiamo parlando veramente di giocatori che non torneranno più a Cagliari. In che modo verranno ceduti. Va bene, Gianluca. Io Ok, ovviamente ti grazie a ringrazio te veramente tutte le persone che ci hanno dell'ospitalità. seguito. Faremo altre dirette, parleremo del Cagliari altre volte perché ovviamente seguiremo la parte del calciomercato, cercheremo di fare anche le riflessioni su quello che sta succedendo dalle parti di Via Mameli a Cagliari. Chi volesse continuare a seguire la diretta ovviamente può farlo su Videolina e su Radiolina, solo in Sardegna, a livello nazionale. João Pedro non rientrerà. No, Gio Pedro No, è un giocatore a tutti gli João effetti Pedro non rientrerà. del Ha un Fenerbahce. triennale con Fenerbahce, non se ne parla. Quindi tutte fantasie, no ragazzi? Però per certo vi sto dicendo no, no, perché poi sai, siamo sempre lì, i cavalli di ritorno non sempre funzionano, anche se Ranieri è l'eccezione che conferma Esatto, la sì, regola. sì, sì, sì. Dicevo, parleremo ancora a lungo di questo Cagliari, del calciomercato che ci aspetta. Ricordiamoci, la prima giornata del campionato di Serie A 2023-2024 sarà il 20 di agosto, quindi di fatto poco più di 2 mesetti e si ritorna in campo. Gianluca, Seguiremo forse anche in grazie diretta ancora. anche lo sviluppo del calendario anche di Serie A, volendo. Speriamo di Lo poterlo raccontare in commenteremo, diretta. certo, lo Lo commenteremo. commenteremo tutto quanto. Grazie ancora Fabri per Buona l'ospitalità serata. tutto l'anno per il 45esimo. Buona serata a tutti, Grazie grazie. a te, grazie a tutti. Ciao, a domani. Ciao. Ciao, grazie.